Saluti a tutti, prepariamoci a festeggiare nella mezzanotte del 31 agosto 2026 il Capodanno sardo. L'attuale calendario, originato da quello gregoriano del 1582 e da quello giuliano del 46 a.C., inizia il suo corso nel mese di gennaio, Zannarzu in sardo, che significa colui che controlla la porta, in questo caso del sole. Infatti questo è il mese del perielio, che significa vicino al Sole, ovvero sia il momento in cui la Terra nella sua rotazione ellittica si trova alla minima distanza dal Sole, evento che si manifesta solitamente tra il 3 e il 5 gennaio. Prima della riforma giuliana voluta da Cesare, il calendario romano era lunisolare, poiché teneva conto sia delle 12 lunazioni sia della rotazione del Sole. Diodoro Siculo narra che Apollo visitava la nostra isola di Iperborea ogni 19 anni, quando l'anno solare si ricongiungeva a quello lunare, dopo 12 anni di 12 mesi e 7 di 13 mesi. Esisteva anche un calendario politico che iniziava il 1 di marzo, poiché nei mesi di gennaio e febbraio si osservava un periodo di tregua nelle attività belliche, per cui il settimo mese è quello di September. I sardi non si uniformarono mai ai calendari romani e continuarono a chiamare il loro primo mese dell'anno Cabidanni, Cabudanni, Cabudanne o similari, letteralmente capo dell'anno, attuale September o settembre. In questo nono mese si festeggiava e si festeggia ancora il perigeo, ovvero sia il momento in cui la Luna nella sua rotazione ellittica si trova alla minima distanza dalla Terra. Infatti la luna di settembre viene chiamata superluna o luna del raccolto, poiché secondo i detti popolari la sua luce guidava i contadini nei campi. Nella tradizione sarda sono rimasti alcuni detti quali sa luna de Cabidanni luges più de tutto, la luna di settembre illumina più di tutte, oppure sa luna de Cabidannis e sa mezzus de totus anno, la luna di settembre è la migliore di tutto l'anno. Per questo la prima settimana di settembre a Selargius, Cerascio in sardo si ripete Sagugio antica, l'antico matrimonio. Fino a poco tempo fa in Sardegna, il primo giorno di settembre, i contadini firmavano i contratti agrari che si concludevano nel mese di agosto successivo. Una cittadina richiama con il sottoponimo la grande luna o superluna di settembre ed è il centro di luna matrona, letteralmente luna regina. Subensare a Cabidanni è una frase indirizzata che rimanda una decisione al primo dell'anno, mentre sos maccos ingrassano in Cabidanni, i matti ingrassano a settembre, non è un detto rivolto ai poltroni o agli scemi, ma ai maccos o magos, ossia agli astronomi. Manteniamo la nostra cultura, festeggiamo con un brindisi nella mezzanotte del 31 agosto, il primo giorno dell'anno sardo. Salute!